No, I'm not a writer. E niente, io mi sono trovato fuori dal camper con questa cosa, adesso vediamo cosa c'è dentro, che dice che è fragile qua. Allora, mi inizia sta cosa. E che poi io mi sento anche in imbarazzo, cioè, non tanto a raccontartela, ma con lei dopo, no? Perché io un po', per colpa magari di altre persone, ho perso un po' tutte queste attenzioni, no? Che una volta avevo. E vediamo, cosa mi ha portato? È fragile, la maglietta non è fragile, cara. I'm not nervous. Cara, bellissimissima. Ste cose moderne, eh? Aspetta, perché vedevo adesso venire fuori anche un fiastroccio col strabismo di Venere, ma anche di sabato e di domenica, perché i miei occhi guardano il display, no? Il display in alto, in realtà l'obiettivo però è qua, no? Allora, boh, non so, dopo me li riguardo. Ho un momento, non so se ti è mai capitato, una sorta di caos, insoddisfazione. Vedo che le giornate volano sempre troppo, troppo velocemente e per la serie non so mai che cavolo fare. Ho tutto, amici, cane, fidanzata, il camper, tutte le mie diavolerie informatiche, la macchinetta nuova, però non lo so, c'è boh, sta roba che non riesco a capire. Ero andato a letto anche perché non mi sentivo proprio bene, avevo una specie di inizio sintomo di influenza, sicuramente dovuto al tabacco che mi sono fumato. Mi sono letto il libro e niente, provo questo senso di insoddisfazione, mi sono rialzato, sono andato fuori, ho fumato una sigaretta, voglia di fare qualsiasi cosa non ne ho e adesso torno a letto e mi brucia a dormire. Mi secca veramente tantissimo dormire, io dico sempre per me dormire è una specie di suicidio a rate, no? Perché alla fine io andando a dormire adesso metto fine a questa giornata, no? E poi la giornata di domani, vedi, è quella forse un po', no l'ansia, ma la frustrazione che dici ok, e domani, hai capito? Però vabbè, cerco anche un attimo di preservarmi un po' il corpo dalla stanchezza, del tirar tardi tutti i giorni, perché dopo almeno i weekend te li godi, vai a fare qualcosa, no? Giustamente. Io gli ultimi 2 weekend col discorso avevo tirato tardi, non ho praticamente combinato niente, cioè nel senso mi sono riposato, ho dormito fino a tardi, però vedi, dopo non te la so spiegare, però se hai provato anche tu questa cosa, credo capirai. Probabilmente sono anche tutti i sintomi del tabacco che come tu sai sono intollerante alla nicotina, sono soprattutto Mona che continuo a fumare. Prima di partire per la Francia mi era caduta la sigaretta elettronica per terra, si era rotta. Era proprio il giorno prima della partenza, mia mamma mi ha visto ipernervoso e mi ha dato un pacchetto di tabacco e da quel giorno lì adesso è molto difficile rismettere e tornare alla sigaretta elettronica. Quella volta mi ricordo con la sigaretta elettronica è iniziato molto naturalmente, quasi per sbaglio, cioè la sigaretta elettronica l'alternavo a quella normale, un giorno così, senza imporsi né niente, ho iniziato a fumare quella elettronica e ho fumato solo quella. E mi ricordo che stavo veramente da Dio. Dico questo, questa certezza perché ho visto nella mia vita come anche l'alimentazione può influire sui comportamenti, i tuoi stati d'animo. Io mi ricordo quando mangiavo carne ero iperaggressivo, chi mi conosce lo sa. Quando assumevo zuccheri, tipo, sai, io bevo moltissima Coca-Cola, no? A parte, vabbè, la caffeina della Coca-Cola, ma gli zuccheri, la Coca-Cola, le caramelle, potazi, questo e quello, ero iperagitato, no? Tutto sballato, no? E tutto ciò che tu assumi entra a far parte di te, perché alla fine noi cosa siamo? Cioè, i nostri atomi sono composti dagli atomi delle sostanze che ingeriamo, no? Quindi ogni cosa può essere medicina o veleno, e figurati il tabacco. Guarda, non è tardissimo, cioè adesso sono le 10:30, però
C'ho sta roba proprio che mi innervosisce tantissimo dover andare a letto, io non voglio andare a letto, però da sveglio cosa fai? Cioè, capisci? Non ho la forza psicofisica per leggere un libro, soprattutto quello che sto leggendo, il diario di Krishnamurti, no? Che è abbastanza pesante nel senso che essendo un diario, quando tu sai che quando scrivi un diario è come una sorta di poesia, cioè lo componi per te stesso in base alle tue conoscenze, alle tue interpretazioni, vedi il risultato, cioè vedi l'immagine che vuoi proiettare. E se un altro legge le stesse istruzioni che tu hai dato a te stesso, giustamente non ci capisce niente o comunque deve veramente impegnarsi molto, sceverlarsi per arrivare ad essere nella tua stessa onda, no? E per questo insomma è uno di quei libri molto pesanti. È un diario spirituale di Jiddu Krishnamurti. Mi sono anche impapperato con la pronuncia. L'ho trovato usato in una bancarella, chissà dove. C'è stato un momento che certi libri, preferivo di gran lunga prenderli usati, perché quando prendi testi Krishnamurti, Yogananda, cioè tu sei già la persona che può averli letti prima, cioè tu già ti immagini chi può averci avute tra le mani e pensi ma chissà chi era questo, era un religioso, un insegnante, un professore, chissà che personaggio era vecchio, giovane. Però ecco sì, no, non era una contraddizione, era che comunque tu ti immagini la frequenza di quella persona, cioè il tipo di personaggio, il tipo di mentalità che ha quella persona, che poi come lavoro per mantenersi sia il capo dei pompieri piuttosto che appunto l'insegnante che abbia 20 anni, che ne abbia 80, quelli alla fine insomma sono solo dettagli. Sì, una volta qualcuno mi diceva, ma perché non ci leggi qualche passo, qualche pagina dei tuoi libri? Un giorno quando riprenderò per mano Thoreau, soprattutto Thoreau e Rousseau, che sono un po' l'anima, l'ingrediente principale, no, di questo canale, ma soprattutto di questa nuova vita che io ho intrapreso da 2 anni. Rousseau, Thoreau e forse un po' anche il Tiziano Terzani, sì. Beh, Tiziano Terzani è un ottimo riassuntista di vita e del mondo, lo dico sempre. È stato lui che mi ha spinto alla lettura, anche se uno dei miei primi libri, diciamo, letti per piacere, quindi non per obbligo, costrizione da parte della scuola, da chissà cosa, è stato un libro di Lobsang Rampa, un libro abbastanza, diciamo, di fantasia o comunque, insomma, poi libera interpretazione sul tipo di libro che può essere. E da lì poi è seguito appunto tutti i libri di Tiziano Terzani, li ho letti tutti e poi le mie letture si sono trovate a saltare dai Seneca, Epicuro, Yogananda, Krishnamurti, un po' come le canzoni, io dico sempre non ho il cantante, il gruppo preferito, io guardo la canzone, quindi anche lì io andavo alla ricerca del testo, non di chi l'aveva composto. Io non ho, credo, Gandhi a parte, nessun personaggio preferito, nessun personaggio che io mi sento di idolatrare. Forse neanche Gandhi stesso, perché lo vedo comunque troppo alto, in senso buono. Quindi un qualcosa che in fondo non vorrei imitare perché so di non essere all'altezza, non che non vorrei imitare perché non lo considero una grande persona o perché non lo considero una meta da raggiungere, assolutamente no. Mi piace perché qua veramente il canale funziona che tutte le prime cose che mi vengono in testa, perdono la capigliatura, ecco appunto, io le sparo fuori, cioè non è che dico oggi facciamo la puntata dei libri, oggi facciamo la puntata della pompa dell'acqua o di chissà cosa, no, cioè loro partono, io registro, primo quando ho voglia, secondo quando credo, mentre appunto ho sta voglia, credo che possa essere interessante o piacevole e via discorrendo, e poi alla fine mi ritrovo nel computer
50.000 spezzoni, spesso anche senza senso cronologico, no? E io da là devo giocare, devo riuscire a creare un video soprattutto a volte anche con una fine insomma un po' decente o conclusiva o divertente, no? Quindi hai capito. Però rimanendo in tema di libri, io direi che quasi quasi ti porto lì a Nanna, perché la libreria ce l'ho qui nel letto, e vediamo che libri mi sono scelto di tenere in camper, cioè di tenere più che altro quelli da leggere, no? Perché quelli letti ce li ho ancora nella vecchia casa. Dicevo sempre, poi un giorno se dovessi emigrare per posti proprio veramente lontani, allora lì sì avrei fatto una cernita e avrei portato, diciamo, i preferiti, anche se appunto già letti, perché hanno comunque il loro ricordo, il loro valore affettivo, no? Allora, da leggere ci abbiamo, c'è anche buio, ma vabbè, non ho voglia di fare le robe fatte bene con le luci e tutto quanto. Allora abbiamo San Giovanni della Croce, trovato usato, poi abbiamo, tutta una serie di libri di Krishnamurti che mi ha regalato il fan del Trentino, ovviamente questi sono tra i miei preferiti. Lettere sulla felicità di Epicuro, beh sì, questo l'avevo già letto, però Epicuro è uno dei miei filosofi preferiti, quindi ho voluto tenerlo comunque. Il libro La misericordia di Cohen, che è un cantautore, fu anche un monaco, non l'ho ancora letto. Storia di un uomo che voleva salvare il mondo, anche questo ci terrei moltissimo a leggerlo. Laura Gregwald è una carissima amica che mi ha regalato uno dei suoi libri. Poi cosa abbiamo? Rossell, Elogio dell'ozio, questo l'ho già letto, però anche questo mi è piaciuto particolarmente. Poi abbiamo Castaneda, Il potere del silenzio, anche questo l'ho letto. Giustamente Calipè di Fabrizio Prata, Fabrizio dei Zingari, e questo sarà il prossimo che leggerò subito dopo il diario Krishnamurti. Poi abbiamo La cena delle ceneri di Giordano Bruno, e nell'angolino il mio credo, il mio pensiero di Gandhi, che alla fine è una raccolta di suoi pensieri, alcuni pezzi dei suoi scritti. Poi abbiamo di nuovo Epicuro, Lettere sulla fisica, sul cielo e sulla felicità, anche questo l'ho già letto. Abbiamo le opere, San Giovanni della Croce, poi ci vedi? È buio? Bah, vabbè, t'ho detto, non dobbiamo fare le riprese da canale che pensa solo a fare gli effetti fighi e i video dettagliati, quelli magari più avanti, adesso che è una macchinetta nuova. Adesso vediamo un po' i contenuti, no? Ho ancora da leggere, questo sì, devo ancora leggerlo. Steiner, Reincarnazione e Karma. Di Steiner ne ho letti parecchi. Nietzsche, Al di là del bene e del male, questo non mi ricordo se l'ho letto, perché Nietzsche mi sta un po' sul cazzo, sai? È un po' arrogante come persona. Poi Pablo Neruda, una raccolta di poesie, Todo l'amor, Todo el amor. Poi Seneca, Dialoghi morali, questo credo di averlo letto, un po' di polvere sopra. Goethe, I dolori del giovane Werther, non so come si pronuncia, devo ancora iniziare a leggerlo. La prima e ultima libertà, di nuovo Jiddu Krishnamurti. Poi qui cosa abbiamo? Tagore, Poesie d'amore, perdona le mie pronunce, ma io tutti questi nomi li ho conosciuti sempre solo leggendo, quindi non so come si pronuncia, è già tanto che so pronunciare Nietzsche, perché una volta io lo chiamavo Nietzsche, non mi ricordo cosa, e un'amica mi diceva no, ma si pronuncia, ma va a cagare, quindi hai capito. Flaubert, L'educazione sentimentale, questo devo ancora leggerlo. Ed infine Federico Garcia Lorca, il libro di poesie, questo l'ho letto. Altro in camper no, anche perché ho detto inutile riempirsi di 50.000 libri da leggere, no? Leggiamone insomma un po' alla volta. E dopo col tempo avrò la mia piccola libreria con tutti i miei preferiti, come dicevo. Nella vecchia casa ci sono tipo 4-5 scaffali strapieni e adesso vedremo di fare uno scaffalino della creme della creme. Oggi ho anche il copripiumone preferito, mi piace da matti questo, questi colori un po' vintage che adesso ovviamente con la luce artificiale verranno sfalsati, e il furgone, la Volkswagen, che qua non lo vedi, è enorme, grande come tutto il piumone, bellissimo. Questa è la mia vista dalla camera da letto verso l'oscurità.
Ah, della mia camera a letto non ti ho raccontato. Allora, qui sì c'è la classica luce a LED, quella è un'altra luce a LED attaccata con la calamita, però sì, quella ha sia l'acceso spento che anche l'accensione col sensore di movimento. Lì un portapizzi, un altro portapizzi, la ciabatta alla corrente con l'USB, che poi con gli anni mi sono pentito perché dovrei accendere l'inverter, cioè non è che accendi l'inverter per mettere sotto carica un telefonino, è che sai, sono cose che impari con l'esperienza, no? Lì avrei messo volentieri un pannellino come quello che avevo in cucina, no? Sai, quello con le due USB e l'accendisigari, che quello prendeva direttamente a 12 volt. E dall'alto della mia camera da letto, vedi, c'è la mia lampada da campeggio, quella che mi porto sempre dietro, vedi, con la modalità zanzariera. Adesso è strapiena di zanzare, forse non funziona neanche più perché non c'è spazio proprio, è colma di zanzare. Devo trovare un modo per pulirla, non saprei neanche come. Perché con un pennellino, ma col culo del pennellino, cioè la parte in legno, non la parte delle setole, perché sono là ormai, sono parte integrante. Il ventilatore, bravo anche io che faccio i video col buio, cioè li vedi già dal display che non è che siano quel granché. E qua uno dei premi di CP, quando la seconda classificata una CCP, che era quelle esposizioni di Pitbull, era anche arrivata prima, ho la coppa a casa, però sei in camper, non è che mi porto la coppa, insomma, c'ho già il CP in camper. Che mi manca. Eh sì, soprattutto in serate tranquille così ti manca il CP, no? Quello sì. È che poi sai, ancora il clima è molto incerto, perché sì, alla sera fa freddino, sei al limite di dover accendere la stufa, però poi di giorno, cioè non sai mai se ti possono arrivare i 30 gradi, soprattutto col sole che batte. Dopo in camper mi si cucina a poretta. Va bene, dai. Allora, chiudiamo questa puntata a metà libri, metà camera a letto del Zingano, col Zingano con i capelli spettinati, ma il Zingano questa sera è un po' così. E niente, notte. Cius. Continuo a non avere sonno. Poi, oh, che vista abbiamo qua, cioè, non è che abbiamo la vista figa stavolta, vedi? Cioè, abbiamo il parcheggio, perché da dietro abbiamo il parco, no? Però, siccome giustamente cioè, mi hanno fatto presente che il mio culetto del camper, e che è un 5,40 m, andava fuori più che altro col portabici dal parcheggio, no? E allora l'ho girato così il culo del camper va nell'erba e nel muso resta un bel pezzo in dentro, insomma. Quindi vari pro per un discorso di ombra che batte sul frigo, quindi il frigo non si surriscalda, tutto bene, anche ombra mentre mangio, tutto perfetto e solo la vista non ho chissà che panorama, insomma, però diciamo sto spesso qui perché è comodo e sicuro, ma se no ne avrei altri bei posti qua a visitare. Che io va che è strano come sia riuscito a abituarmi, ma veramente abituarmi nel vero e proprio senso della parola, a dormire in testa mansarda, cioè guarda, cioè, guarda, cioè, non è che è tanto, guarda, un piede più o meno qua, cioè neanche a tre piedi, cioè, no vabbè neanche a tre piedi magari non ho esagerato, ma tre piedi, cioè capisci? E però, cioè una volta abituato, stai veramente da Dio. In più hai la finestrella lì, la finestrella grande qua attaccata al viso, e poi buona cosa d'estate, qua c'è il coso, no? Come si chiama? Il piccio qua, l'oblò, no? Che con la manovellina giri e viene su, fa... moderne tecnologie qua. Adesso per assurdo vado fuori a fumarmi un'altra cicchetta, ma volevo dire che mi è venuto in mente, spesso mi senti dire che non c'è il tempo per fare le cose belle, per fare le cose che mi fanno star bene, eccetera, eccetera. In realtà non è proprio così, ecco, questa è una cosa che io ho capito della vita e sarebbe importante rifletterci sopra. Allora, non è che non c'è il tempo per fare le cose belle, tipo sdraiarsi in un campo, leggere un libro, guardare i fiori, le nuvole, eccetera. No, non c'è il tempo che ti permette di passare dal tuo attuale stato di caos, sai, tra il lavoro, il traffico e tutto quanto, quindi è tutta un'altra percezione, modo di vedere le cose, a quella modalità che ti consente di apprezzare quello sdraiarsi nel prato a guardare i fiori, a guardare le nuvole, non sdraiarsi a guardare le nuvole in sé, capisci? Quello è il tempo.